Cari telespettatori, rieccoci insieme. Allora, periodicamente facciamo l'aggiornamento sulla situazione economica e finanziaria. Non poteva mancare qui con noi Stefano Zara, esperto di finanza ed economia. Grazie Buongiorno. di essere ritornato, e anche Marco Greggio, avvocato. Grazie anche Buongiorno. a lei. Allora, le situazioni cambiano molto rapidamente, si evolvono, parliamo tante volte di economia in continuo mutamento e anche di opportunità che si vengono a creare. Il nostro paese resta comunque abbastanza impiantato, sembra, così dicono, poi tanto sono notizie che sono tutte da valutare, da soppesare, che siamo un po' usciti dalla crisi eccetera, però di fatto la crescita ancora non c'è. Ma se la crescita non c'è, i mercati invece danno dei segni di cambiamento e in ogni caso l'economia mondiale si evolve e corre. Riusciamo ad essere al passo con i tempi? Altri mercati cosiddetti emergenti che sono emersi già da un bel po' di tempo, cosa stanno facendo, come stanno andando? Competitività delle imprese, insomma ci sono tanti temi e argomenti, ma noi come sempre incominciamo con le cose, con le problematiche di casa nostra, e quindi con Stefano Zara apriamo con la questione delle banche. Banche del territorio. Un piccolo aggiornamento che comunque non cambia di molto quello che per la maggior parte delle persone, leggendo i giornali, ascoltando la radio, guardando la televisione, siamo ancora in attesa di capire se l'Unione Europea deciderà di dare l'ok allo Stato, quindi di intervenire, quindi al salvataggio pubblico delle due banche, oppure, ed è una cosa a cui avevamo accennato noi tra i pochi qualche settimana fa, e che sembra una terza via, la più praticabile operativamente, quella di creare una banca sana che si venda, quindi, e una banca cattiva, la famosa bad bank, dove vengano fatte confluire tutte le sofferenze, quindi i crediti inesigibili, e sulla quale poi con l'aiuto dello Stato si venderanno questi crediti ad altre istituzioni odenti, e una banca sana con quel che resta di queste due realtà, dopo averle fatte estenuare in un anno e mezzo di trattative su un salvataggio. Cioè, quando si lascia troppo tempo una persona in acqua, le situazioni delle persone in acqua si aggravano, deperiscono, quindi attenzione. Ma perché è stato fatto? No, perché chiedo questo? Perché a un certo punto viene da chiedersi, questa tempistica infinita, cioè stiamo parlando è difficile non avere malafede in queste scelte, cioè nel senso qui prodest tenerla a ammollo per così tanto tempo, da una parte certifica il nostro scarso peso in sede di Unione Europea, nel senso che non siamo riusciti ad imporre una soluzione veloce, nel senso che non c'erano i soldi per farlo, quindi i vincoli europei ci hanno impedito di mettersi direttamente subito, di salvarla con i soldi che erano già stati stanziati e messi a bilancio. Dall'altra parte le banche più importanti, tra virgolette, non erano così interessate, anche se oggi Intesa comunque emerge come l'unica banca in grado di comprare eventualmente la banca buona. Si è fatta avanti concretamente con soldi alla mano Intesa e ICREA, quindi Intesa San Paolo e ICREA sono le banche di credito cooperativo, per tutto ciò che è rimasto di buono di queste due realtà, e anche per salvaguardare i livelli occupazionali di lavoro, che è l'altro aspetto fondamentale della questione. Quindi da una parte vengono fatti salvi una buona parte dei rapporti di lavoro, dall'altra parte si genera continuità di servizio, quindi i clienti vengono, tra virgolette, mantenuti nella loro ordinaria amministrazione, i rapporti di conto corrente, non c'è bail-in, per cui anche i crediti si mantengono in vita e quant'altro. Dall'altra parte si prende il cattivo che c'è, un salvataggio tipo Hypo Alpe Adria, si vende quindi quello che c'è di buono e il resto si porta avanti. Prospettive per coloro che hanno ancora mantenuto gli investimenti, in generale, diciamo, prospettive per tutti quelli che hanno avuto nervi o comunque non si sono curati del problema e hanno tenuto i loro risparmi là, il bail-in avrebbe comunque rappresentato un problema comunque, anche se siamo al di sotto dei 100.000 euro, anche se la salvaguardia dei depositi, tutto quello che vuoi, comunque avere in conto una banca che salta, che generi comunque, quantomeno ti obbliga a cambiare il tuo punto di vista, ecco, su quella banca stessa. Io credo che la pratica di creare una banca buona, una banca cattiva sia la soluzione più accettabile.
perché c'è già... allora, parliamoci chiaro, i clienti buoni se ne sono già andati. Le realtà che hanno bisogno di un'operatività spinta, che hanno bisogno di avere comunque una banca, un partner, hanno già senza molti freni a mano, ce l'ha, quindi ha preso e è andato in altre situazioni. Bisogna capire adesso se comunque i molti clienti che sono rimasti accetteranno una soluzione transitoria, perché si troveranno di punto in bianco ad essere clienti di una banca diversa. La perdita di territorialità è un concetto che non capisco, quello che si trova espresso anche sugli organi di stampa, ma perdiamo la territorialità. Ha senso parlare ancora di territorialità di una banca adesso? O no? Perché stiamo parlando di aziende. Le banche che operano già sul territorio hanno una loro struttura che ha la territorialità, che presidia. Poi parliamoci chiaro, il modello di banca, e abbiamo detto tante volte, il modello di banca, così come siamo abituati a concepirlo, è un modello che scomparirà molto presto. Non che non esisteranno più le banche, per carità, esisteranno, ma saranno dei centri di consulenza, un po' come oggi c'è il CAF per il sindacato, ad alti livelli c'è lo studio di consulenza fiscale, e la banca esisterà come luogo fisico per i prelievi, per i versamenti, perché devo farmi un bonifico e non ho l'online, perché per i crediti commerciali, quindi per tutto ciò che riguarda i pagamenti che fanno le aziende, ma molte aziende da anni si sono già attrezzate per provvedere in proprio i pagamenti sull'estero e quant'altro. Cioè la banca come luogo tradizionale per vedere se se sono arrivati i soldi della pensione è qualcosa che sta in piedi ormai solo da noi. Certo. Noi siamo anche in Europa agli ultimi posti per ciò che riguarda l'utilizzo dell'home banking, ma è un ritardo che stiamo colmando molto velocemente. Attenzione, eravamo anche qui gli ultimi per ciò che riguarda l'utilizzo di internet, poi abbiamo fatto il salto come siamo capaci soltanto noi italiani di fare, quindi abbiamo lasciato il computer e internet, siamo arrivati col telefonino. Attenzione che noi siamo grandi utilizzatori dello smartphone, quindi arriveremo a usare l'home banking attraverso il telefono, magari non attraverso il computer. Infatti. Non cambia. Rispondendo a chi ci ha scritto, quali sono le banche? Allora, tutte le banche, quali sono le banche sicure, volevo dire, però il Sole 24 Ore ha pubblicato le 100, quindi un dato che si può vedere, uno va su Google e clicca elenco delle banche che hanno più debiti che patrimonio, sono 114 o 118, non so, banche che hanno più crediti, più sofferenze che patrimonio netto, sono 114, cioè da sbizzarrirsi. Tutto quello che non è in quell'elenco è una banca che sta in piedi. Quindi è una domanda, diamo un modo alla gente di cominciare a vedere le cose senza l'aiutino. Su Google o comunque sui giornali danno ampio. 114 sono tanta roba. Sono tantissime. Le banche di investimento, che garanzie possono dare? Le banche di investimento è il nostro... Allora, parliamo che l'italiano è un animale poco propenso a investire, nel senso a fare l'investitore. No? Noi siamo abituati a cogliere delle opportunità, oppure abbiamo sempre percepito il risparmio come qualcosa a breve termine di suo, non concepiamo un investimento di lungo termine, perché non lo capiamo, perché abbiamo poche dimestiche, perché abbiamo poca cultura finanziaria, siamo l'ultimo paese OCSE, l'ultimo paese in Europa, fra gli ultimi OCSE per cultura finanziaria, abbiamo detto altre volte, no? Noi siamo assieme al Portogallo l'ultimo paese per cultura finanziaria e non sappiamo rispondere a delle semplici domande, no? Abbiamo parlato anche in altre occasioni. A fronte di ciò abbiamo un ritardo da colmare, non sarà colmato in poco tempo, ci vorrà una generazione per colmare questo ritardo, dopodiché cominceremo a concepire o a pensare all'investimento finanziario come un'attività da svolgere pari all'attività fisica, al nostro lavoro, alla cura del nostro corpo, alla salute, una cosa da presidiare giorno per giorno. Nel momento in cui avremo questo concetto, allora cercheremo il consulente finanziario come si cerca il buon medico, il bravo commercialista, perché le banche che sono rimaste sono in salute, la qualità dei servizi finanziari di cui possiamo avere accesso, sono tutti. Non c'è differenza fra un risparmiatore italiano, un inglese, uno tedesco, un americano. C'è accesso all'universo investibile, che è tutto.
Poi cercare di semplificare, la semplificazione la cerchi perché ovviamente non puoi scegliere o ti è difficile scegliere fra le cose che non capisci, ma poi la consulenza sta in questo, spiegare sostanzialmente a chi ti sta davanti quello di cui hai bisogno. Dall'altra parte trovi una persona che interpreta i tuoi bisogni e ti orienta. Ecco, la scelta finale è tua. Ma un cliente, un risparmiatore consapevole è la prima cosa. Chiaro. Avvocato, cosa ne dice a questo riguardo? Con tutti anche gli errori che si possono commettere e possibili salvaguardie esistenti. Sì. Il tema delle banche è un tema più volte trattato anche da noi in questa trasmissione, perché evidentemente è un tema molto sentito. Collegandomi a quello che diceva il dottor Zara prima, credo che per un po' di anni, troppi, abbiamo nascosto la polvere sotto il tappeto, non noi evidentemente, nemmeno i telespettatori, ma i governanti. L'hanno nascosto. Non so se vi ricordate, quando è scoppiata la crisi di Lehman Brothers, dunque lo scandalo dei prodotti derivati, si diceva pubblicamente che le banche italiane erano solide, dunque nel 2008, 2009, 2010, perché non avevano i derivati. Probabilmente questo era vero, nel senso che non c'erano i derivati che avevano per esempio la Deutsche Bank o aveva la Lehman Brothers o le più grandi banche americane. Purtroppo c'erano i crediti deteriorati, i cosiddetti NPL, non performing loans, e quello è il problema che ha travolto le banche ed è stata un po' la polvere nascosta sotto il tappeto per tanti anni. Però è evidente che nascondere la polvere sotto il tappeto non è una soluzione. La Spagna, che aveva un problema simile al nostro, causato dal crollo del mercato immobiliare, laddove le banche avevano finanziato la crescita del mercato immobiliare, appunto la crescita tumultuosa. Se andavate in Spagna negli anni, mi ricordo nelle località di mare, anni dal 2005-2006, c'erano un sacco di gru, si vedevano all'orizzonte pieno di gru, e questo era abbastanza significativo. Poi dopo il 2008 le gru sono sparite. La Spagna non ha nascosto la polvere sul tappeto, ha affrontato subito il problema, ha creato il modello che diceva prima il dottor Zara, la bad bank e la chiamavano la good bank, vendendo poi la good bank, e con questo modello ha chiesto i soldi all'Europa, li ha ottenuti. Noi invece non abbiamo fatto questo. Noi per anni abbiamo continuato a dire va tutto bene, poi quando è scoppiato anche da noi con un ritardo, e forse questo ci ha un po' traditi, tra virgolette, con un ritardo di un paio d'anni, è scoppiata la crisi tumultuosamente, soprattutto nel mercato immobiliare, che poi ha travolto le banche, perché avevano i crediti che da buoni sono passati a incagliati e poi a deteriorati, anche se poi questa classificazione va un po' rivista, come dirò successivamente. Comunque è evidente che in quel momento ci siamo resi conto che tutto quello che ci avevamo detto prima non era vero, però sono passati 7 anni dal 2010 in cui la crisi è scoppiata, diciamo, in maniera eclatante, e dunque in questi ultimi 7 anni c'è da chiedersi: MPS non è un problema di adesso, MPS è un problema che ormai è trascinato da tantissimi anni, e con la scusa che è una banca di sistema, ed è vero, perché è una banca che ha numeri molto importanti, è sempre stata tenuta sopra la linea di galleggiamento. C'è da chiedersi se in un altro paese, un paese dove il mercato è meno magari seguito dallo Stato, tipo un paese anglosassone, una banca con i numeri di MPS sarebbe stata tenuta, mi consenta il termine, a galla. Io credo di no. Oggi che fare? Lei prima chiedeva quali sono le banche più solide, probabilmente è facile senza fare nomi e cognomi delle banche, però quelle che hanno fatto raccolta e gestione del risparmio e non hanno effettuato impieghi negli anni, quindi diciamo, quelle che non danno finanziamenti, quelle che non hanno dato prima finanziamenti, e adesso paradossalmente sono le più solide perché hanno raccolto e gestito risparmio, adesso cominciano a darli, dunque cominciano a entrare in un mercato che non era il mercato tipicamente loro, perché si sono aperte delle voragini con la crisi delle banche cosiddette di sistema, un po' tutte, forse tranne Banca Intesa, che pare la più solida, dati del Sole 24 Ore, tra le banche tradizionali. Si sono aperte delle voragini. Basta pensare in Veneto, le due nostre banche che erano un po' le stelle del panorama veneto, di fatto hanno
sono entrate in crisi ormai, ahimè, molti anni or sono, la crisi è stata trascinata e si trascina ancora oggi, però le imprese si sono trovate a essere un po' orfane di un supporto finanziario e non c'è crescita se non c'è finanza, se non c'è un aiuto da parte del sistema bancario. Non serve ricordare il boom economico che ha avuto l'Italia nel Rinascimento dato dall'osmosi tra industrie, chiamiamole così, non erano industrie, ma diciamo attività, imprese e sistema bancario che nasceva 100 anni prima. Penso alla Firenze dei Medici, dove i medici erano prima degli imprenditori, con un termine che al tempo non esisteva, e poi sono diventati dei banchieri, e c'era un'osmosi tra banche e attività produttiva. Oggi questa osmosi, parlo del Veneto, ma si può estendere diciamo a livello generale italiano, è venuta un po' a mancare e sta cambiando il modello di fare banca, oltre al modello di fare impresa. Perché... Adesso ne parliamo, io lo interrompo un attimo bruscamente, ma perché è molto importante questo, sì, approfondirlo insieme. Andiamo in pubblicità. Come cambia il modello di fare banca, ma anche di fare impresa di conseguenza, perché è tutto strettamente connesso e legato, che dir si voglia. Pubblicità, pochi secondi, poi siamo di nuovo con voi.